Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con informazioni di Bassano TG. In apertura tematiche cittadine, come avete sentito, con il duro attacco del sindaco Cimatti ai due esponenti bassanesi in regione, Finco e Donazzan. Oggi la loro risposta al primo cittadino. Ieri, come riportato dalla stampa locale, l'ultimo discorso del sindaco di Bassano del Grappa, Stefano Cimatti, prima del rinnovo dell'amministrazione del prossimo 25 maggio. Ma più che un discorso è stato un duro attacco ai due esponenti bassanesi in regione, Elena Donazzan e Nicola Finco. Sinceramente non riesco a capire il motivo di queste polemiche. Uno, perché i cittadini le polemiche non interessano. Due, il sindaco Cimatti mi aveva interpellato per la sede di ARPAV, alla fine sono riuscito a salvarla, una realtà presente, quindi non riesco a capire questo suo attacco diretto nei miei confronti. Mi chiedo cosa possano capire i cittadini di questo brutto spaccato di politica, di cattiva campagna elettorale in qualche modo, perché non ho altro giudizio da dare. In queste ultime settimane certamente i toni si sono alzati, ma per quanto mi riguarda io ho trattato sempre solo di problematiche amministrative. Cimatti ha smentito il fatto emerso in più occasioni della sua assenza per salvare alcuni dei simboli di Bassano. La caserma Monte Grappa, come il Tempio Ossario, come il Ponte, come Cima Grappa sono simboli e non possono essere strattonati politicamente. Noi abbiamo portato l'assessore Giorgetti, che è l'assessore ai lavori pubblici, a rendere conto che tra 2 settimane si siglerà un accordo su tutto il demanio della regione e finalmente anche riguardante la caserma Monte Grappa. Per esempio, per quel che riguarda l'ospedale di Bassano, in 6 mesi durante i quali abbiamo lavorato sulle schede ospedaliere non ho mai ricevuto né una mail né una telefonata per salvare alcuni reparti che poi li abbiamo salvati, ma lavorandoci noi come consiglieri regionali senza alcuna indicazione da parte del territorio. E anche per quel che riguarda il Tempio Ossario, io in questi anni non ho mai ricevuto una lettera da parte dell'amministrazione comunale. Pare che a smentire il sindaco, ancora per poco, di Bassano non sia solo la Donazzan, che si richiama al ministro Pinotti, che ieri Cimatti ha comunicato dover incontrare domani, usando toni forti. In realtà domani a Roma nessuno incontrerà Cimatti. Le uscite del sindaco Cimatti hanno indispettito addirittura il ministro della difesa. Io direi di fermarci qui, perché poi facciamo danno alla città e facciamo danno a chi ama questa città per i simboli che ha e per quello che rappresenta, a prescindere da Stefano Cimatti ed Elena Donazzan. E alle prossime